La ministra Azzolina al TG2 dice a settembre tutti gli alunni torneranno in classe, distanze e mascherine dai 6 anni in su, didattica online, spero di no. L'omicidio di Walter Tobagi 40 anni fa, l'attentato di Piazza della Loggia 6 anni prima. Mattarella ricorda la coerenza ideale del giornalista e il coraggio di Brescia. Istat, fiducia dei consumatori e imprese a maggio ai minimi storici, crolla l'export con la pandemia, 385.000 occupati in meno, i commercianti non abbiamo soldi, non pagheremo gli affitti. È scontro tra le regioni sulle riaperture in vista delle vacanze, tra cautela e ottimismo, e sulla data dell'Election Day il 20 settembre il no dei 5 governatori. A Hong Kong ancora tensioni e scontri dopo la decisione di Pechino di imporre una legge sulla sicurezza nazionale, mentre in Corea del Sud nuovo lockdown per Seul. Dopo l'incontro con i vertici della Federcalcio, il ministro Spadafora ha deciso, d'intesa con il presidente del Consiglio Conte, il ritorno in campo il prossimo 20 giugno. Buonasera, buonasera dal TG2 delle 20:30, lo avete sentito dai titoli, a settembre tutti in classe, lo ha detto al TG2 il ministro dell'istruzione Lucia Azzolina, saranno garantiti sicurezza e continuità.